Conferenza stampa allo stadio Esseneto alla vigilia del derby con il Catania. A rispondere alle domande dei giornalisti il mister Raffaele Di Napoli e il giovane calciatore Luca Palmiero. Presentati anche i 4 nuovi arrivati: Simone Tardo, Daniel Klaric, Francesco Mileto e Fabrizio Bramati. L'importanza della gara di domani, ha sottolineato l'allenatore dell'Acragas, è confermata dalla massiccia presenza in sala stampa di giornalisti, a dimostrazione che c'è grande attesa. Mister, lei ha detto in conferenza una cosa mai fatta, la farete domani, cosa? No, noi cercheremo sempre di fare qualcosa di importante, siccome domani è una partita, ma non perché il Catania, per il blasone che è il Catania, per far sì che diventi una cosa straordinaria dobbiamo fare per forza qualcosa che non abbiamo mai fatto. Se abbiamo corso fino adesso al 100 e non siamo riusciti a ottenere risultati, dobbiamo correre per forza a 200 e quindi deve essere qualcosa di strepitoso per noi domani. Pino Rigoli ha detto non sarà facile, lei cosa risponde? Pino Rigoli dice non sarà facile, che le partite vanno giocate, da parte loro Pino Rigoli ha una struttura di squadra importantissima, è normale che ha tutto da perdere, come noi abbiamo tutto da guadagnare domani, quindi un risultato positivo per noi può essere molto negativo per loro, un risultato negativo per loro sappiamo che abbiamo affrontato una grossissima squadra, deve essere la nostra forza, la leggerezza della prestazione domani, ma con questo non vuol dire non essere concentrati, determinati e vogliosi di fare risultato. Palmiero, la squadra sta bene ed ha voglia, hai detto in conferenza, quindi domani con il Catania si spera? Sì, domani noi dobbiamo avere la voglia e la cattiveria giusta di affrontare comunque una partita importante, che sappiamo che è un derby e ci teniamo a far bene contro una grande squadra del Catania, come anche la città ci tiene a vedere una grande prestazione da parte dell'Acragas e quindi sì, abbiamo voglia di far bene e di scendere in campo con la cattiveria giusta. C'è stata una vittoria esaltante al Massimino, domani il Catania viene all'Esseneto, Presidente. Il Catania viene all'Esseneto e noi affronteremo questa partita col giusto piglio. È chiaro che ci confronteremo con una squadra, direi che non è una squadra ma uno squadrone, noi però siamo concentrati, siamo sicuri di fare un'ottima partita. Voglio dire che le partite iniziano sempre dallo 0-0 e giochiamo 11 contro 11. Non dobbiamo mai, come dire, disperare e sono convinto che questi ragazzi daranno il massimo. A prescindere da come finirà la partita, io sono sicuro che i nostri ragazzi onoreranno la maglia, onoreranno la partita e scenderanno in campo, ripeto, con grande rispetto ma senza timore. Anche Pino Rigoli ha detto che non sarà facile domani. Ma io voglio sfatare queste dicerie che si sono dette in tutta questa settimana, che noi già partiamo battuti, che noi siamo una squadretta, noi siamo una squadra che ci giocheremo la partita, come se la giocherà il Catania. Voglio dire, a prescindere, come ho detto poco fa, a prescindere da come finirà il risultato, io sono sicuro che questa sarà una bellissima partita.